Buongiorno a tutti signori, vi avevamo detto che il Napoli sarebbe stata la regina di questo calciomercato e così è stato. Terzo colpo e siamo solo ai primi di giugno. Detto questo, prima di continuare e scoprire tutte le ultime mosse di mercato con questo ottimo colpo, questo terzo colpo messo a segno dal nostro Napoli, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, di attivare la campanella delle notifiche. Se vi va, vi potete abbonare per sostenere la nostra redazione. Allora, signori, ci siamo. Il Napoli ha chiuso praticamente il terzo colpo di questa sessione di calciomercato. Dopo Luca Marianucci dell'Empoli, bloccato già durante il campionato, e Kevin De Bruyne, che ormai è un nuovo giocatore azzurro, il Napoli si appresta a chiudere l'acquisto di questo terzo giocatore durante questa campagna estiva. Parliamo di Miguel Gutiérrez del Girona, ormai pronto appunto a trasferirsi a Napoli. Prima di cedere il terzino destro di 23 anni, il club spagnolo tuttavia vuole trovare un sostituto, però sarebbe chiuso l'accordo già con il Girone, col Girone in pratica l'affare praticamente definito. Aspettiamo un attimo che il Girona trovi il sostituto, ma ha già individuato un paio di profili e quindi ecco sarà Miguel Gutiérrez il terzo colpo di questo Napoli che si preannuncia particolarmente attivo sul fronte calciomercato. Restiamo sempre parliamo sempre ecco, di mercato in entrata. Vi do un piccolo aggiornamento sulla nuova punta che vestirà la maglia del Napoli. Vi segnalo un rallentamento per Jonathan David, non rallentamento dovuto al giocatore ma da Antonio Conte. Infatti Antonio Conte ha chiesto a Manne e De Laurentiis di chiudere per Bonni del Parma al posto che Jonathan David. Stravede per il giovane giocatore del Parma, anche perché dal punto di vista fisico lo reputa più adatto al campionato italiano, quindi il Napoli va forte su Bonni. Sbaragliata la concorrenza, attenzione perché nelle prossime ore, nei prossimi giorni avremo ulteriori sviluppi anche su Bonni. Attivate la campanella delle notifiche perché, signori, veramente il Napoli sta facendo i fuochi d'artificio. Lasciate un like, commentate, grazie per essere stati con noi.